anche gli orientamenti politici venuti dal voto sono abbastanza contraddittori, perché non c'è stato soltanto il voto positivo di Hollande in alcuni regni tedeschi o in Inghilterra, ci sono stati anche dati, come dire, preoccupanti. Il 10% dei neonazisti che per la prima volta entrano in Grecia, c'è stato un voto dei nazionalisti in Ungheria, c'è stato, come dire, un movimento lepenista che raggiunge il 20% in Francia, una partita del tutto aperta e che lascia, come dire, e che pone un grande sindacato come la CGIL, come e le sue categorie il problema a che fare in una situazione che ha queste caratteristiche. Lo dico perché altrimenti, come dire, rischiamo di rimbalzarci tra di noi cose sulle quali siamo d'accordo e darci magari, come dire, delle patenti che non ci meritiamo. Una delle patenti che non ci meritiamo è quello che il governo Monti sarebbe nato sotto il nostro consenso, con il nostro consenso e il nostro auspicio. Tutti quanti sanno che la CGIL all'indomani della crisi a cui abbiamo contribuito con la mobilitazione, gli scioperi del governo Berlusconi, aveva chiesto, come dire, il ricorso alle elezioni. Questa era la linea della CGIL. Ma noi non siamo quelli che decidono, come dire, per tutti. E penso che, per esempio, anche rispetto, come dire, al giudizio che si dà, tutto quanto, anche sul giudizio, non è che siamo divisi. Abbiamo detto tutte quante che queste politiche non vanno nella direzione della nostra casa, che secondo noi sono sbagliate sul terreno della crescita, sono sbagliate sul fatto che non facendo una serie di riforme del fisco non sono in grado di mettere in campo le politiche neo-keynesiane, le fai se sei in grado di fare anche, come dire, 3 o 4 questioni: recuperare le risorse alla lotta all'evasione, tassare i patrimoni, detassare il lavoro, ricostruire un quadro di finanza pubblica, una lotta all'evasione fiscale che mi consente di affermare un ruolo pubblico in economia e rilanciare, come dire, una nuova fase che sostenga la domanda interna, che sostenga il lavoro e che per questa via contribuisca alla ricostruzione dell'economia nazionale. Su questo non c'è discussione tra di noi. Un punto me lo pongo e ve lo pongo anche a voi. Siccome l'avete detto tutti quanti che c'è una crisi di credibilità del sistema della rappresentanza, io mi chiedo quanti di noi sarebbero disponibili, per esempio, ad andare a votare con l'attuale legge elettorale, col Porcellum, che potrebbe produrre dentro questo sfarinamento della società italiana non solo una crisi della rappresentanza e della democrazia, ma un vero e proprio, come dire, elemento di autoritarismo. Si potrebbe determinare la condizione in questo paese per cui un partito con il 22, 23, 26% potrebbe avere il 55% del Parlamento. In una fase in cui si rielegge il Presidente della Repubblica, si mettono in voto altri. Sono cose che naturalmente un sindacato tiene conto, perché se non contestualizza non riesce a capire nemmeno dove va. Così come trovo, lo dico molto francamente, assolutamente ingeneroso il giudizio che si dà sulle politiche che noi abbiamo sviluppato in questi anni, perché vuol dire che c'è qualcosa che non funziona nei nostri ragionamenti, perché se fossero state tutte quante sbagliate non si capirebbe come mai in tutte quante le elezioni, anche quando hanno riguardato settori come quelli del pubblico impiego, la CGIL è il sindacato che avanza in maniera clamorosa. Siccome non immagino un popolo di dissociati mentali che dice che la linea politica è completamente sbagliata, però poi gli do fiducia, c'è evidentemente qualcosa che dobbiamo registrare lì, in cui dobbiamo saper leggere i fatti che vanno bene, i fatti dove registriamo difficoltà, i punti dove passiamo, i punti dove non passiamo. E soprattutto un'altra cosa,